Allora, diciamo che al secondo tempo insieme con Venturini ho deciso di cambiare. Abbiamo cambiato modulo, siamo passati in difesa a 3 perché loro, diciamo che a 2 ci mettevano molto in difficoltà. Abbiamo messo un po' più in evidenza la nostra mezzala che giocava dietro la punta, quindi loro non si potevano sganciare, rimanevano molto più alti e noi avevamo la possibilità di entrare sia centralmente che anche lateralmente. Purtroppo ci dispiace perché in queste partite abbiamo avuto molti ragazzi che non ci hanno avuto la possibilità di poterci seguire fin da inizio. È stato un lavoro molto duro sia da parte mia che da parte dei Venturini che da parte dei Loreti, perché mettere insieme tanti ragazzi che noi non conoscevamo è stato veramente difficile, anche perché caratterialmente noi non li conosciamo bene, tranne la maggior parte dei ragazzi che sono venuti che magari erano di Oliveto Sabino, la squadra che alleniamo noi. Purtroppo oggi mi brucia un pochettino perché perde all'ultimo per dei rimbalzi, mi pesa veramente, mi tante tanto, mi pesa. Io direi 10, perché mettere in campo, come dicevo prima, tanti ragazzi che non hanno mai giocato insieme non è facile. E ragazzi che poi finiscono di lavorare, che vengono a giocare, ragazzi che abbiano dall'altra parte di Roma che vengono a giocare perché rispettano anche, diciamo, il nostro pensiero, rispettano anche le nostre idee. Io dico soltanto una cosa, spero di poter continuare il prossimo anno, che questo tipo di rappresentatività possa essere un po' più organizzata in maniera molto più attenta e più mirata, perché anche noi abbiamo bisogno che i ragazzi ci seguano, perché devono essere motivati da parte della Lega, perché non può partire tutto quanto soltanto da noi, cercando di sacrificarci prima di noi e anche loro che hanno degli impegni più importanti rispetto al calcio, come qualcuno che deve andare a lavorare. Grazie anche al mister Sandro Piermarini per il messaggio e speriamo che venga colto dalla Lega Calciotto. Buona serata. Grazie.